Non è Cristian? Ok, buonasera a tutti voi che siete presenti, buonasera a chi ci sta seguendo da casa, che ci seguirà poi in differita. Sempre un piacere poter essere qua, sabato sera alla presenza del Signore, insieme ai nostri fratelli, sempre bello, sempre un piacere. Vedo facce che conosco da una vita, vedo facce che conosco da poco, vedo facce che non vedo da diverse settimane. È sempre bello, è sempre un piacere. Oggi, per iniziare, voglio leggervi Salmo 121, salmo molto famoso, molti di voi probabilmente l'hanno già sentito, se mi volete seguire nelle vostre Bibbie, e dopodiché passerò la parola alla lode. Perciò, Salmo 121, il canto dei pellegrinaggi. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male. Egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Vi chiedo di alzarvi in piedi per il nostro momento così di lode. Accompagnati da questo salmo possiamo pregare insieme. Ti ringraziamo, Padre, per questa sera, ti ringraziamo per questa opportunità che abbiamo di adorarti e di celebrarti. Ti chiediamo, Padre, che tu possa benedire questo momento, questo culto, affinché noi insieme come Chiesa, come la tua famiglia, possiamo adorarti insieme. Perciò, se c'è qualcosa che sta appesantendo il nostro cuore, il cuore dei miei fratelli, ti prego, Signore, che tu possa dargli riposo, che tu possa dargli rifugio, che tu li possa proteggere dalle insidie della nostra testa, dalla nostra mente, dal nostro cuore. E ti preghiamo, Padre, che tu ci possa sempre accompagnare e farti sentire vicino anche in questo momento di lode. Ti chiediamo che tu possa accettare questa nostra lode che rivolgiamo a te, perché riconosciamo che solo tu sei degno e solo tu puoi ricevere questa lode. Tutto questo noi ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo insieme. Buonasera Chiesa, come state? Bene? Tutti? Posto? Siete venuti oggi qui per lodare il Signore, per avere un momento con Lui? Amen? Sì o no? Amen. Mettiamo il Signore.
il nostro Signore con gioia e con allegria, perché Lui merita tutto quello che abbiamo, tutto quello che siamo, che possiamo consegnare a Lui. Tu sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi, adoro te. Adoro te, tu sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te, adoro te, tu sei qui, operando in mezzo a noi, adoro te, adoro te, tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Sei qui, toccando ogni cuore.
luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Cantiamo. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Questo sei, Signore. Questo sei, Signore. Cantiamo con lui con fede, questo sei. Con tutto il nostro cuore. Anche se non lo vediamo, sappiamo che c'è lui. Cantiamo anche se non ti vedo. Anche se non ti vedo, però mi stai. Anche se non ti sento, però mi stai. Tu non ti fermi, tu non ti fermi. Dio che non si ferma. Non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo, però mi stai. Anche se non ti sento, però mi stai. Tu non ti fermi, tu non ti fermi. Cantiamo ancora per lui. Tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo, però mi stai. Anche se non ti sento, però mi stai. Tu non ti fermi, tu non ti fermi. Tu non ti fermi, cantiamo ancora. Non ti fermi mai. Anche se non ti vedo, però mi stai. Anche se non ti sento, però mi stai. Tu non ti fermi, tu non ti fermi. Cantiamo, tu sei. Mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Il nostro Signore è un Dio che opera anche se noi non lo vediamo, è un Dio che c'è anche se noi non lo sentiamo, quindi che abbiamo fede, perché è un Dio miracoloso, un Dio di promesse, un Dio che non ci mancherà mai, che abbiamo fede in Lui, perché Lui non si fermerà, Lui non si fermerà anche quando noi saremo tristi, anche quando non avremo fede, anche quando le cose non andranno bene. È un Dio che non ci fermerà. Questo è il nostro Signore. Amen. Sei benvenuto qui, la casa è tua, entra, io mi svuoto di me, io mi svuoto di me, soffia Signore. Soffia il tuo vento qui, prendi il tuo trono, regna in noi vogliamo te, noi vogliamo
consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Tu sei venuto. La casa è tua, entra, io mi svuoto di me. Io mi svuoto di me. Soffia, Signore, sul tuo vento, prendi il tuo trono, regna in noi vogliamo te, noi vogliamo te. Mettiamo a noi, questa è la tua casa, Signore. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Si è alzato, il tuo nome cresca, gli edifici di te, gli edifici di te. Si è alzato, il tuo nome cresca, vieni invocami, vieni invocami. Si è alzato, il tuo nome cresca, gli edifici di te, gli edifici di te. Si è alzato, il tuo nome cresca, vieni invocami, vieni invocami. Questa casa è la tua casa, la consegniamo. Canti con fede. Dichiara a Lui che questa casa è sua. Canti ancora a Lui. Dichiari che questa casa è sua. Questa casa è la tua casa, la consegniamo Totalmente a te, Gesù. Dichiari questa casa. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Signore, questa casa è tua, Signore. I nostri cuori sono tue, Padre. Le nostre vite, Signore, sono tue. Questa chiesa, Padre, è tua. Tutto quello che siamo, Padre, tutto quello che abbiamo è tutto tuo, Signore. Vogliamo dire, Padre, che è tutto tuo, Signore. Fai la tua volontà, Padre. Siamo qui, Padre, per quello, Signore, per
avere più di te, per avere più del tuo regno, per avere più del tuo Spirito Santo, per avere una vita più profonda con te, Signore. Per quello, Padre, quando cantiamo che questa è la tua casa, è una verità, Signore, perché non la Chiesa fisicamente, ma la nostra vita, la nostra casa è tua, Signore. Il nostro cuore è tuo, Padre, la nostra anima è tua, Signore. Quindi è tutto totalmente tuo, Padre. Quello che vogliamo dirti, Padre. Ti invitiamo, Signore, ad essere qui con noi. Ti invitiamo, Padre, a manifestare il tuo Spirito Santo, la tua presenza in questa chiesa, Padre, in questo culto, che possiamo uscire da qua, Signore, con più fede, Padre, con più conoscenza della tua parola, Signore. Tutto quello che vogliamo è questo, Signore, imparare più di te, avere più di te, sentire più la tua presenza, sentire più il tuo amore. Quello che ti chiediamo, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Molto bene. Buonasera a tutti. Buonasera. Come state? Tutto a posto? Perfetto. Allora, settimana scorsa abbiamo visto un po' di quello che era la riforma protestante, no? Abbiamo discusso qua un attimo alla fine del culto di quello che è stata la riforma protestante, quindi oggi riprendiamo con la lettera ai Colossesi. Colossesi capitolo 3, versetto 12 a 14. Oggi studieremo un po' di questi 3 versetti che sono molto ricchi e che possiamo applicarli nel nostro quotidiano. Colossesi 3, versetto 12 a 14. Amen. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti, di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni agli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Fin lì. Preghiamo, Signore, nel nome santo di Gesù, che la tua parola possa veramente fare la differenza nella nostra vita, affinché possiamo uscire da qua diversamente da come siamo entrati, e che la tua parola, Signore, possa veramente dare dei frutti nella nostra vita, affinché possiamo essere cambiati attraverso la tua parola. Nel nome santo di Gesù. Amen. Molto bene. Nelle ultime settimane abbiamo visto un po' del capitolo 3, di quello che Paolo inizia a trattare un po' con la sua chiesa, non la sua, ma nel senso la chiesa di Colosse, esattamente per quanto riguarda l'applicazione pratica di tutto quello che lui aveva già insegnato nel capitolo 1 e il capitolo 2. Quindi quello che Paolo sta facendo è esattamente quello che noi di solito facciamo quando noi andiamo a leggere la Bibbia, cioè metterla in pratica nella nostra vita, perché è così che fa la differenza nella nostra vita. Non saperla soltanto non vuol dire che farà la differenza. La differenza farà nel momento in cui noi prendiamo la Bibbia e la mettiamo in pratica esattamente nel nostro quotidiano, esattamente su quello che noi stiamo affrontando nella nostra vita. E quello che Paolo stava facendo era esattamente questa cosa qua. Nel capitolo 1, capitolo 2, lui tratta esattamente di quello che era la dottrina, di quello che era il problema della Chiesa, e nel capitolo 3 quindi inizia ad applicarla. I versetti che noi abbiamo appena letto qua sono 2 versetti che praticamente parlano dei rapporti personali che noi abbiamo dentro la Chiesa. Quello che l'Apostolo Paolo stava dicendo
nell'inizio del capitolo, lui stava parlando di una nuova vita. E se noi guardiamo un po' di quello che è la cronologia, diciamo così, della vita di un cristiano, noi possiamo vedere che la vita di un cristiano inizia esattamente come l'Apostolo Paolo stava dicendo. Inizia dal punto in cui noi iniziamo a conoscere il nostro Signore Gesù Cristo, cioè l'opera sua, morte, vita e tutto quello che ha fatto, esattamente chi era Gesù e chi è Gesù nella nostra vita. Dopo passa nel momento in cui noi lo accettiamo come Signore Gesù Cristo nella nostra vita, come il nostro Salvatore, affinché siamo giustificati attraverso il suo sangue. Dopo viene appunto il momento della santificazione nella nostra vita, che inizia ad operare lo Spirito Santo nella nostra vita, in cui lo Spirito Santo ha il potere di togliere il potere del peccato nella nostra vita, e quindi l'ultima fase, che non siamo ancora arrivati, è essere glorificato con Lui. Il punto di cui Paolo stava parlando qua e trattando era esattamente la santificazione. Nel momento in cui la Chiesa conosceva già Gesù Cristo, e quando Paolo dice che lui parlava e pregava ancora per i suoi santi, cioè i santi, cioè quelli separati, se possiamo capire che loro avevano già accettato Gesù Cristo. In questo momento qua, quando lui inizia a parlare, quindi nel versetto 12 e 14 che abbiamo letto, e soprattutto nei versetti precedenti, lui inizia a parlare della santificazione. Quindi del fatto in cui la persona deve essere proprio separata e inizia a santificarsi. La cosa interessante è che praticamente all'inizio del capitolo 3 Paolo inizia a parlare di una cosa molto personale, cioè individuale, nella santificazione personale di ognuno di noi. Nel momento in cui inizia a parlare nel versetto 12, inizia a parlare di quello che è i rapporti all'interno di una chiesa. Perché ricordiamoci che Paolo stava scrivendo quindi a una chiesa. Quindi lui sta trattando esattamente di questi rapporti qua. La prima cosa che noi possiamo pensare è che questi problemi che la chiesa di Colosse affrontava esattamente riguardavano appunto anche i rapporti che avevano tra di loro. Nel capitolo 4 parla appunto di due signore che avevano un po' di problemi e che Paolo inizia lì a trattare anche di questi problemi. Ma la cosa interessante è che di solito noi trattiamo la santificazione solo nel carattere personale. È giusto parlare così, ma c'è anche una santificazione nel carattere collettivo, di quello che noi abbiamo e soprattutto dobbiamo fare per quanto riguarda all'interno di una chiesa. E tutte queste caratteristiche Paolo inizia ad elencare esattamente nel versetto 12, che è quello che noi abbiamo appena letto. La cosa interessante è che la Bibbia non è soltanto un libro di cui noi cambiamo la nostra credenza, cioè nella persona e soprattutto la credenza da dove dobbiamo arrivarci. Cioè la nostra salvezza, incontrarsi un giorno con il nostro Signore Gesù Cristo. Ma la Bibbia cambia anche la nostra condotta, cioè è un libro che cambierà anche il nostro rapporto, cioè il nostro comportamento. E perché deve proprio cambiare così? Perché la Bibbia, quando Gesù viene nella nostra vita, Lui cambia tutto nella nostra vita. Lui non vuole cambiare soltanto un'area della nostra vita oppure cambiare qualcosa di particolare. Lui vuole proprio cambiare tutto nella nostra vita. E quando noi vediamo esattamente che la Bibbia ha questo principio, ha a che fare con questa cosa nella nostra vita di cambiare tutto, cambia pure la nostra condotta. Leggiamo Tito, la lettera a Tito, capitolo 2, versetto 6. Paolo, scrivendo a Tito, lui ha detto questo qua a noi, giusto? Tutti giovani. Anch'io sono giovane, no? Giusto? Ho visto la vostra faccia. Dice così: esorta ugualmente i giovani a essere saggi, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, linguaggio sano, irreprensibile, perché l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire contro di noi. Esorti i servi a essere sottomessi ai loro padroni,
a compiacere in ogni cosa, a non contraddirli, a non derubarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio nostro Salvatore. Praticamente quello che l'Apostolo Paolo stava dicendo è che nel momento in cui noi abbiamo un linguaggio sano, abbiamo dei comportamenti irreprensibili, noi stiamo, finale del versetto 10, onorando la dottrina di Dio, nostro Salvatore. Nel momento in cui noi siamo leali, nel momento in cui ci comportiamo bene, nel momento in cui parliamo e abbiamo un linguaggio sano, nel momento in cui facciamo delle cose che dimostrano esattamente attraverso la nostra condotta, cioè il nostro cambiamento personale, il nostro atteggiamento, il nostro comportamento, che noi siamo stati cambiati, stiamo dimostrando e soprattutto onorando la dottrina di Dio. Però è una cosa che noi dobbiamo fare tanta attenzione. Perché? Perché nel momento in cui noi cambiamo soltanto la maniera come ci comportiamo, ma questo non è detto che lo facciamo esattamente perché noi siamo esattamente così, è una cosa che non va bene. Noi dobbiamo comportarci così perché c'è stata prima una trasformazione interna nel nostro cuore. Adesso ci comportiamo così perché siamo così. È questa la differenza. Ma quello che l'Apostolo Paolo stava dicendo è che tutte queste caratteristiche noi le possiamo trovare anche nel nostro Signore Gesù Cristo. E come avevo fatto la scorsa volta, tutto quello che abbiamo letto nel versetto 12 possiamo trovare anche nei comportamenti di Gesù Cristo. La cosa che mi piace tantissimo di Gesù Cristo è che lui era una persona coerente. Tutto quello che lui insegnava era tutto quello che viveva. Lui non era una persona che non insegnava una determinata cosa e che non viveva esattamente come insegnava. E quando Paolo dice misericordia, guarda cosa possiamo vedere in 1 Pietro, capitolo 1, versetto 3. Abbiamo visto misericordia, che è praticamente la stessa cosa di compassione, no? È un sinonimo. Dice così: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Adesso andiamo al Vangelo di Matteo. Matteo capitolo 9, versetto 36. Vedendo le folle, ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Quindi quello che l'Apostolo Paolo stava dicendo è che noi dobbiamo essere misericordiosi, come il nostro Gesù Cristo è stato. Quindi lui non stava dicendo così, dovete essere soltanto misericordiosi. No, Gesù Cristo ha dimostrato esattamente di avere misericordia. E questa è una cosa bellissima. L'altro punto che l'Apostolo Paolo stava dicendo, benevolenza. Efesini capitolo 4. Versetto 32. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Adesso troviamo anche nel Vangelo, Luca capitolo 10, versetto 33, che parla della storia del Samaritano, giusto? Che dice così: ma un Samaritano che era in viaggio giunse presso di lui e vedendolo ne ebbe pietà. Sappiamo che questo Samaritano qua, le persone dicono che era proprio il Signore Gesù Cristo, che ha avuto misericordia di quella persona. Umiltà e mansuetudine, altre due caratteristiche che Paolo stava dicendo. Quindi Filippesi capitolo 2 versetto 8, che è un testo molto conosciuto, leggiamolo lo stesso. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Matteo capitolo 11, versetto 29. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umili di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre. Quindi vediamo le caratteristiche in Gesù. E l'ultima, pazienza.
Questi 2 versetti qua, ragazzi, sono 2 versetti che mi fanno ridere. E voi non so se avete mai notato sta cosa. Luca 9, versetto 54. Veduto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi? Questo versetto mi fa ridere, sai perché? Perché immaginate, i discepoli che erano tutti giovani, che avevano proprio, avevano una carica pazzesca di lavorare, arrivato a un certo punto che arriva delle persone che volevano proprio fare delle cose nel nome del Signore Gesù Cristo, ma non appartenevano ai discepoli, non erano proprio i discepoli di Gesù. Nel momento in cui sono arrivati vicino a Gesù Cristo, Giacomo e Giovanni, la prima cosa che hanno detto: ma Signore, se vuoi, chiediamo di scendere il fuoco dal cielo e li consumeranno. Io immagino Gesù che li guardava. Sì, proprio così. Immaginate la pazienza che Gesù ha avuto in quel momento là, per proprio non rimproverarli, cioè di una maniera molto più rigida, cioè molto più severa. L'altro versetto che mi fa proprio ridere è Matteo 26, 38. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui, vegliate con me. È divertente? Assolutamente no. Ma immaginate la situazione. Gesù arriva ai suoi discepoli, ai 3, Pietro, Giacomo e Giovanni, e gli chiede: state qua con me, vegliate un attimo mentre vado lì a pregare e poi torno. Le 2 volte che è tornato ha trovato i suoi discepoli dormendo. Immaginate la pazienza che Gesù ha avuto in quel momento. Questa era una caratteristica di Gesù, lui era paziente. E perché volevo proprio sottolineare la pazienza? Perché forse è quella che sta mancando per tutti quanti, me compreso. La pazienza è una cosa che ci sta mancando tanto, ragazzi. E perché ci sta mancando? Perché oggi noi viviamo in una società del fast food. Andiamo al Mac, ordiniamo il panino, dopo pochi secondi arriva il panino. Se si rallenta magari di 2 o 3 secondi, la prima cosa che diciamo: caspita, ma questo è lento oggi, il panino non è arrivato. L'altra cosa, stiamo scrivendo a una persona, stiamo mandando un messaggio su WhatsApp, prima di schiacciare invia, vogliamo già che la persona ci risponda. Dai, ma perché non mi risponde? Ma perché non mi risponde? Siamo ansiosi, non abbiamo pazienza. Cioè, siamo una generazione fast food, che vogliamo le cose. Oggi siamo qua in Italia, ma in questo stesso momento, se sta non so, succedendo un'altra cosa distante da qua, la prima cosa che noi sappiamo attraverso le social è quello che sta succedendo. Quindi tutto è molto veloce. Adesso vogliamo le cose tutte, non per adesso, ma per ieri, perché siamo così. E quindi la pazienza non c'è. E qual è la cosa brutta di questa situazione della pazienza? Perché noi bruciamo le tappe nella nostra vita. Tante volte nella nostra vita abbiamo bisogno di tempo per maturare determinate cose. E Dio usa del tempo per lavorare nella nostra vita. E se noi bruciamo tutte queste tappe, vuol dire che un po' più avanti faremo fatica. Facciamo fatica, ad esempio, se noi ogni tanto prendiamo un no come risposta. E ci manca un po' di pazienza perché molliamo tutto e vogliamo proprio mollare tutto e dire: questo non fa per me. Ed è proprio così che funziona. Ma nella nostra vita dobbiamo appunto avere un po' di pazienza, di provare un po' di più e di provare un po' di più, provare un'altra volta. E la pazienza è una cosa che noi dobbiamo avere nella nostra vita. La nostra generazione forse è quella che molla tutto subito, che non vuole provare, un'altra volta, perché non abbiamo più pazienza. Quindi la pazienza è una cosa che noi dobbiamo averla, e soprattutto pazienza nel fatto di avere un rapporto con tutti quanti. Perché? Non so voi, ma io penso che all'interno di una chiesa non è tutto perfetto. Altrimenti qua non era il posto di magari di un ex qualcosa,
e questa settimana, non so quando, stavo parlando di questa situazione. Qua non è un posto di persone perfette, anzi, qua è un posto in cui noi dobbiamo accogliere tutte quelle persone che non sono perfette, perché anche noi compresi non siamo perfetti, e anche noi una volta siamo stati degli ex. Quindi è un posto in cui noi dobbiamo avere pazienza nel fatto di avere proprio un rapporto con le persone, perché noi sbaglieremo. E una cosa che l'Apostolo Paolo stava dicendo nel versetto 13, tornando là a Colossesi, che lui dice così: sopportatevi gli uni agli altri, perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Io penso che la pazienza è una cosa molto importante per quanto riguarda il perdono, perché il nostro righello di misura per una persona, per perdonarla o meno, parla tantissimo col fatto di pazienza, perché noi vogliamo magari perdonare una determinata persona quando abbiamo pazienza o no, nel senso, no, la mia pazienza è finita, adesso non posso più perdonare questa persona, basta, finita la pazienza. Adesso vi faccio una domanda: se Gesù non avesse avuto pazienza con tutti i discepoli, quando li hanno trovati dormendo, quando gli hanno dato delle risposte che non combaciavano esattamente con un vero discepolo di Gesù, dai, mandiamo fuoco del cielo e facciamoli consumili. Cioè, tanti di noi ragazzi diamo delle risposte al nostro Signore, alle persone soprattutto, che non hanno a che fare con un vero discepolo di Gesù. E dobbiamo avere pazienza, perché tutti noi siamo in costruzione. Non siamo arrivati ancora a livello di una persona perfetta. E perfetto nel senso non di sbagliare, ma di essere maturo, come abbiamo visto parecchie settimane nella lettera di Giacomo, che la perfezione nella lettera di Giacomo non aveva a che fare col fatto di non sbagliare, ma col fatto di essere maturo. Noi siamo delle persone mature, che parliamo per niente, che diciamo delle cose che non devono essere dette e soprattutto che dobbiamo avere pazienza con gli altri. Ma il fatto di avere pazienza, mi ricordo che nella veglia di preghiera Samuel ha portato un po' di quello che vuol dire il perdono. E quando Paolo inizia a dire così, sopportatevi gli uni agli altri e perdonatevi a vicenda, lui sta parlando esattamente di cosa? Questo supporto qua non è proprio quello che, caspita, adesso devo sopportare quella carissima sorella perché non ce la faccio più con lei. Non era questo che l'Apostolo Paolo stava dicendo. Di sopportare esattamente, di essere un appoggio, di essere una persona che sta proprio al fianco e di sopportare questa persona affinché questa persona abbia proprio un punto di riferimento a cui rivolgersi. Quindi, nel momento in cui vediamo questa cosa qua, lui parla subito dopo di perdono. E come vi ho detto, avere pazienza per perdonare è una cosa importantissima. Perché? Non so se Samuel ha usato questo testo, ma forse sì. Matteo 6, capitolo 6, versetto 14, che dice così: perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parlando adesso di condotta, perché è controsenso quindi non perdonare il nostro fratello? Matteo capitolo 5, torniamo un capitolo, quando Gesù inizia a fare quindi il sermone sul monte, versetto 7, beate i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Ragazzi, noi siamo delle persone peccatori, che siamo qua oggi perché dipendiamo esattamente dalla grazia di Dio e del perdono suo, e sarebbe controsenso non liberare un perdono alla vita del nostro fratello, perché anche noi siamo già stati perdonati. Quindi è controsenso vivere una vita così. Cioè, non perdono il mio fratello, ma sapendo che io sono già cristiano e sono stato perdonato dal mio Signore Gesù Cristo. Non ha senso. Quindi, quando Gesù parla di questo qua, non è che una questione di impossibilità, ma è una questione di mancare col senso. Se io sono già stato perdonato, anche io devo perdonare. Perché se Gesù sta dicendo che se io non perdono il mio fratello, vuol dire che anche lui mancherà quel perdono verso di me.
E questo è triste. Quindi, se la misericordia è già stata fatta su di me, anche io devo avere misericordia verso il mio fratello. Ed è interessante che quando Paolo inizia a scrivere questa cosa, io immagino esattamente tutto questo all'interno di una chiesa, che è quello che noi stiamo parlando oggi qua. Quello che Paolo voleva appunto trattare nei nostri rapporti interpersonali, cioè quante volte il tuo fratello ha sbagliato contro di te qua dentro all'interno della chiesa? Quante volte tu hai già chiesto perdono per uno sbaglio suo? Perché la cosa interessante è che quando stavo dicendo del righello di misura, è che noi di solito pensiamo che anche noi non sbagliamo, perché noi siamo perfetti. No, ma è perché io, sai, io faccio parte della Trinità, ero lì con i cherubini, i serafini, e quindi sono perfetto. Ma noi sbagliamo, ragazzi. Magari quello che tu hai detto, che non hai neanche, cioè non ti ricordi neanche, ha fatto un impatto nella vita del tuo fratello che tu non hai neanche idea. Noi sbagliamo, ragazzi. E dobbiamo esattamente pensare in questa cosa. E qualche giorno fa io stavo pensando, come possiamo applicare quindi questa cosa nella nostra vita? Come possiamo quindi migliorare come discepoli di Gesù e riuscire appunto ad applicare queste cose, tutte queste, cioè questi consigli, questa dottrina che Paolo stava appunto applicando nella Chiesa. Prima cosa, qua ci sono delle persone che vanno al lavoro, altre all'università, a scuola. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo pensare è che noi dobbiamo essere testimoni di Cristo lì, testimoniare la dottrina di Cristo attraverso il nostro comportamento, di essere leali, cioè tutte le caratteristiche dove siamo proprio inseriti. Ma questo inizia appunto nella Chiesa. Qualche giorno fa io guardavo un video su Instagram, e che è anche diventato virale, no? Un signore che è stato intervistato da uno che era, sai così, per strada, e gli hanno chiesto, ma scusa, tu sei cristiano? E lui ha detto, sì, sono cristiano. Credi in Gesù Cristo? Lui, sì, da copertina a copertina credo anche nella Bibbia. Perfetto. Ma tu, cioè, frequenti qualche chiesa? E lui ha detto, no, io non frequento nessuna chiesa, perché la religione mata, cioè uccide. La religione proprio uccide. Io ho già partecipato una volta, però la religione è proprio una tentativa umana di arrivare a Dio, è proprio una tentativa sbagliata, perché dal punto di vista del nostro Signore Gesù Cristo non è proprio così che la Bibbia dice, perché Gesù Cristo è venuto fino all'uomo e noi che facciamo diverse tentative usiamo determinate cose esattamente per arrivare al nostro Signore Gesù Cristo, e la religione è soltanto un pacchetto di regole per arrivare a Dio. Questo video è diventato virale. Perché? Perché tutti quanti dicevano, caspita che belle parole, mamma mia, ha detto solo le verità. Ma dov'è il pericolo di questo video? C'è un pericolo molto grande. E io confesso che è veramente bellissimo, no? Ascoltare proprio questa dichiarazione. Ma se noi conosciamo un po' della Bibbia, noi vedremo che non ha molto senso quello che questo Signore ha detto. Perché? Perché un cristiano è stato creato per vivere in comunità. Perché? Pensate com'è. Se io non ho una persona di fianco a me che sbaglia, come faccio ad applicare il perdono verso questa persona? Che Gesù mi ha insegnato che devo perdonare. Come faccio ad applicare l'amore che Gesù mi ha insegnato che devo amare ad una persona se non ho al mio fianco, se non vivo in comunità? Come faccio ad applicare questa cosa? Come faccio ad applicare saggezza in determinate situazioni se io non sono proprio in comunità, se non vivo in comunità? In più, se io ho bisogno di aiuto, immaginate adesso, io vengo in chiesa una volta ogni tanto e voglio avere il supporto della Chiesa, perché ormai la Chiesa ha il suo compito di aiutare. Ma e quando io devo essere il supporto di qualcuno? Non è una mancanza di coerenza.
Se magari il mio fratello è al mio fianco, ha proprio bisogno di aiuto e io non ci sono lì per lui, è una mancanza di coerenza. Quindi è pericolosa questa affermazione, perché il cristiano è stato creato per vivere in comunità. Perché? C'è un versetto che mi piace un sacco, si trova nel libro di Proverbi, capitolo 27, versetto 17, che dice così: il ferro forbisce il ferro, così un uomo ne forbisce un altro. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo stati creati appunto per aiutare il nostro fratello, che dalla stessa maniera come il ferro è creato, che il ferro, nel senso un altro ferro, è usato per forbire il ferro, anche noi esseri umani siamo stati creati per aiutare e per fare crescere la persona che è al nostro fianco. E questo ha una differenza molto grande e entra esattamente su tutto quello che abbiamo già visto fino adesso per quanto riguarda esortazione e giudizio. È molto importante avere una persona al nostro fianco che ci dica esattamente quello che dobbiamo migliorare, quello che noi dobbiamo avere per migliorare la nostra vita. Perché sto dicendo questa cosa? Perché oggi, ragazzi, noi viviamo in una società che noi di solito non riusciamo a sentire quello che le persone ci stanno dicendo, e tutto quello che ci è stato detto fino adesso o è trattato come un'offesa oppure come una maniera di farci male, e non è proprio così. E io ti provo adesso che abbiamo proprio bisogno di avere queste persone al nostro fianco. Ad esempio, per le ragazze, arriva una ragazza qua in chiesa, la prima cosa che quella che è un'amica vera devi dire è: smettila di avere questo comportamento perché ci stai mettendo in imbarazzo. Un altro tipo di cosa: basta di indossare questi abiti perché ti stai sembrando un pacchiano. È interessante, no? Perché ogni tanto c'è un vestito, no, amica, questo smalto se lo metteva mia nonna, oppure la bimba di 3 anni, ti stai mettendo nell'imbarazzo. Oppure per i ragazzi, ok? C'è anche per i ragazzi. Bro, come dicono qua nel Veneto, no? Bro, lavati i denti. Sembra che hai un tombino in bocca. Bro, lavati i piedi, perché sembra che c'è qualche animale morto dentro le scarpe. Bro, vai a farti la doccia, perché se ti alzi il braccio proprio uccidi qualcuno, devo proprio, schivarmi perché prendo proprio un pugno quando alzi il braccio. Bisogna, di queste persone al nostro fianco per dire la verità. E per quanto riguarda la nostra vita con Cristo, è uguale. Dobbiamo avere appunto delle persone che ci aiutino appunto a dire esattamente quello che noi dobbiamo migliorare. Guarda che questo comportamento non è un comportamento da cristiano. Devi avere più pazienza, devi essere più mansueto, tu devi essere benevolo verso questa persona. Noi abbiamo bisogno delle persone. Quindi guarda la persona al tuo fianco e digliela: ho bisogno di te, non mollare. Ho bisogno di te. E adesso se ti dice che hai proprio quello che ti devi lavare i denti è perché è proprio il tuo amico. Quindi tutto questo che abbiamo visto fino adesso, qual è la cosa che ci collega? Paolo ha usato un'espressione qua molto interessante. Ha usato una parola che è vincolo. Che cos'è un vincolo? Cos'è il vincolo? Invito anche il gruppo di lode a venire qua. Che cos'è un vincolo? Un vincolo è una cosa che ci
collega, ci fa, cioè, restare collegati, giusto? Paolo nel versetto 14 dice così: al di sopra di tutte queste cose vestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. Quando io capisco che è l'amore di Dio che è il vincolo, cioè che ci collega, che abbiamo proprio questo vincolo, vuol dire che tutto quello che il mio fratello mi dice, in verità e in amore, è quello che fa veramente la differenza nella mia vita e che mi fa proprio rimanere lì, in quel posto. Perché? Perché io so che tutto quello che lui mi sta dicendo è in amore, è perché lui vuole il mio bene. Non so se vi ricordate, ma nella veglia di preghiera, per chi c'era, ho detto che in una famiglia normale quello che ci collega è il sangue. Questo non cambierà mai. Non esiste un ex padre, una ex madre, un ex figlio. Tutti noi siamo collegati attraverso il sangue. All'interno di una chiesa, il sangue di Gesù è quello che ci collega come fratelli, come sorelle e come la famiglia di Dio. Paolo qua sta usando il termine vincolo, che è quello che è l'amore, cioè insomma, è l'amore di Dio che ci collega. E quindi non è appunto che noi dobbiamo essere uguali per far parte della famiglia di Dio. La diversità, cioè vi invito a guardare ancora un'altra volta la persona al tuo fianco e vedere quanto diversa è da te. Ma è questo che ci fa esattamente essere uguali. Perché? Adesso noi facciamo parte della famiglia del Signore Gesù Cristo, ma perché abbiamo un vincolo, che è il suo amore, l'amore perfetto, il suo sangue. Quindi, logicamente che dobbiamo avere un rapporto diverso con il nostro fratello, logicamente che dobbiamo dire tutto quello che dobbiamo dire in amore, in verità e con rispetto. Ma tutto questo farà la differenza quando io capisco che in quella persona di cui mi sta dicendo quella cosa là ha il vincolo, abbiamo un vincolo che è l'amore di Cristo verso di noi. Quindi vi invito adesso ad alzarvi in piedi. Chiudiamo i nostri occhi e preghiamo in questo momento. Preghiamo affinché tutto quello che è stato detto stasera possa avere veramente un'applicazione pratica nella nostra vita. Che se noi abbiamo bisogno appunto di, magari non so, applicare queste determinate cose all'interno della nostra chiesa, perché magari c'è qualcuno che noi pensiamo che ci ha fatto male per una determinata cosa, magari per un fratello, per una sorella che magari ha cercato di dire una determinata cosa in amore e in quel momento ci siamo proprio sentiti offesi da quella situazione là. È il momento di pregare, è il momento di chiedere, sai, perdono al nostro Signore, soprattutto di lasciare nel suo altare esattamente quello che noi abbiamo dentro il nostro cuore e soprattutto chiedere esattamente che questa parola qua possa veramente edificare e trasformare la nostra vita. Amen. Signore, nel nome di Gesù vogliamo in questo momento pregare, chiedere esattamente che la tua parola possa fare la differenza nella nostra vita, affinché tutte queste caratteristiche che abbiamo visto, Signore, di un cristiano, che dimostrano esattamente la dottrina del Signore verso le altre persone, che possiamo averle nella nostra vita, che possiamo, Signore, attraverso i nostri rapporti dimostrare, Signore, che siamo veri cristiani, essere umili, essere pazienti, essere mansueti, essere benevoli, Signore, nel nome santo di Gesù. Chiediamo al tuo Spirito Santo che Lui possa veramente lavorare nel nostro cuore, cambiare la nostra maniera di pensare, di ragionare, di comportarsi, perché abbiamo proprio bisogno, Signore, di essere trasformati attraverso la Sua parola.
Quindi che in questo momento i nostri cuori possano veramente essere aresi qua davanti a te, affinché tu, Signore, possa lavorare nel nostro cuore. Nel nome santo di Gesù. Così ti ringraziamo. Amen. Sei qui, ti muovi fra di noi, dopo te, Tu sei qui, operando in mezzo a noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te. Adoro te, tu sei qui, operando in mezzo a noi. Adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, tu sei Dio mio, questo sei Signore, sei qui, amo ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, amo ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, stanno ogni vita, adoro te, adoro te. Tu sei qui, restaurando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento
Signore. Cantiamo a Lui, tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio. oh Dio mio, Questo sei, Signore, questo sei, Signore, questo sei, Signore, questo sei, Signore, questo sei, Alziamo un'adorazione a Lui. Questo sei, Signore, con tutto il nostro cuore. Questo sei, Signore, con tutta la nostra anima. Questo sei, Signore. Questo sei, Signore. Questo sei, Signore. questo sei, Signore, questo sei, Signore, questo sei, anche se non ti vedo per dove stai, anche se non ti sento per dove stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo per dove stai, anche se non ti sento per dove stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi. Anche se non ti vedo per dove stai, anche se non ti sento per dove stai, non ti fermi, non ti fermi, non ti fermi, tu sei. Tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio. Dio mio, questo sei, Signore. Ancora una volta. Tu sei miracoloso, tu mi conduci. Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Amen, Signore. Tutto questo per te, Padre. Tutto questo per te, Signore. Grazie, Signore. Amen. 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 Avvisi. Sono pochi oggi, ma c'è per i nostri piccoli gruppi femminucce, riferitevi ad Amanda. Dov'è? L'ho persa. È là, è qua fuori. Seguite Amanda, ok? L'unica volta in cui ho l'occasione di fare l'annuncio dicendo Amanda e non c'è. Sì che c'è. Seguite Amanda, le femminucce, ok? Se avete dubbi all'altra Amanda, a me mi hanno solo detto Amanda, perciò siete nelle sue mani, ok? Invece i maschietti seguite me. Facile, semplice, veloce, intuitivo, ok? Sabato 22 novembre, spero siate liberi, spero siate disponibili per il nostro Thanksgiving. Non affidatevi a me per quello che riguarda la pronuncia, ok? Festa del ringraziamento. Abbiamo già fatta l'anno scorso, ok? Perciò saremo sempre qua, 6:30, ci sarà sicuramente qualcosa di speciale, qualcosa di particolare, ci sarà da mangiare, forse? Forse? Dovete venire per scoprirlo, ok? Quindi sabato 22, non questo che verrà, quello dopo, ok? Poi, quanti di voi hanno un calendario per il 2026? Pronto, così, in mano? Sapete dove siete e quant'altro? Forse? Possibilmente maggio 2026, non so se siete liberi, non so se siete in giro per il mondo, non so se avete qualche impegno durante qualche fine settimana, ma maggio 2026, quello dico, in pura esclusiva, voi tenetevelo per voi, ok? Non voglio che venga diffuso nell'etere pubblico, ok? Però maggio 2026 preparatevi per un campeggio.
campeggio, campeggio. Ci saranno più informazioni in futuro, quando Dio vorrà, però tenetevi liberi indicativamente fine maggio. Spero non abbiate qualche impegno, qualche serata, qualche giornata occupata di fine maggio. E basta. Basta, sì? No? Sì? Mi confermano i professoroni degli avvisi che ho detto tutto senza sbagliare niente? Ottimo. Allora la cantiamo un'altra canzone? Sì, che la cantiamo. Su in piedi. Ultima canzone. Poi i nostri piccoli gruppi. Microfono in spalla. Tu sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te. Tu sei qui, ti muovi fra noi, adoro te. Chiamo tu sei qui, ti muovi fra di noi. Sei qui, operando in mezzo a noi, adoro te. Sei miracoloso, tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei qui, toccando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, curando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, sanando ogni vita, adoro te, adoro te. Tu sei qui, restaurando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore. Anche se non ti vedo, anche se non ti vedo per anni stai, anche se non ti sento per anni stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo per anni stai, anche se non ti sento per anni stai,